come consuetudine ci sono degli aspetti molto positivi e alcuni meno. Dal punto di vista produttivo sicuramente positivo, la stagione ha aiutato, basta pensare alle piogge estive per i cereali, per la barbabietola, meno per la vite. Quello che sicuramente è stato un punto critico sono stati i prezzi cedenti, prezzi anche del mercato internazionale, e si allarga sempre di più tra l'altro la forcella tra i prezzi pagati ai produttori con, sebbene non ci sono stati aumenti, i costi invece che i produttori stessi, gli agricoltori devono sostenere per i mezzi produttivi. Si allarga questa freccia, quindi diminuisce di fatto il reddito. Note positive, menzioniamo il vino sia nella parte ovest ovviamente con i vini veronesi, ma soprattutto con l'exploit molto estremamente positivo del Prosecco, che sta conquistando sempre di più mercati internazionali. Si pensi che il vino veneto nel complesso genera quasi 1,7 miliardi di export. L'ortofrutta non è tra le, è importante sicuramente, ma non è tra i pilastri dell'agricoltura veneta. Anche lì, dal punto di vista produttivo, bene, anche lì alcune culture, ad esempio il radicchio, dà dei segnali appunto di prezzo non sempre positivi. Un aspetto invece importante, altro aspetto importante, è quello lattiero caseario. Recentemente non ci sono più, si è esaurito dopo 30 anni il regime delle quote, quindi ci sono dei grossi punti interrogativi e dalla seconda metà dell'anno e si sta purtroppo evidenziando anche in questi primi mesi del 2015 dei prezzi calanti per i formaggi. Se consideriamo che il 75% del latte veneto viene trasformato in formaggio e di cui per fortuna in buona parte in DOP, ovviamente se il prezzo cala non ci sono segnali positivi neanche per gli allevatori di latte. L'embargo con la Russia ha creato comunque un notevole problema per l'export? Sì, ecco, l'embargo con la Russia ha creato problemi sicuramente, però ecco, dell'ordine di qualche decina di milioni di export. Se pensiamo che la produzione veneta è intorno ai 5,7 miliardi e l'agroalimentare nel complesso, quindi agricoltura e trasformato, sono 5,2 miliardi, sicuramente ha inciso, però ha inciso limitatamente, anche perché chi era abituato a presentarsi sui mercati internazionali ha trovato nuovi canali e magari, ad esempio anche attraverso altri paesi, qualcosa riesce ad andare in Russia. Per fortuna l'embargo non riguarda i vini.